Oggi vi voglio presentare il Mulcher 92 Pro 2VD, una macchina particolare della Bertolini che è adatta per tagliare degli incolti in aree sia piane ma anche aree in pendenza. Quindi dove terminano i trattorini normali inizia questa macchina qui, non raccoglie, 92 cm di larghezza, oltre 22 cavalli di potenza, blocco del differenziale e macchina adatta a sopportare grossi carichi di lavoro. Abbiamo il blocco del differenziale, abbiamo una pedana, diciamo, con la possibilità di avere una comoda presa anti-scivolamento, abbiamo il cruise control, quindi abbiamo una velocità da impostare sempre costante e soprattutto l'avanzamento è idrostatico. Significa che in questa maniera io posso adattare sia la velocità e le manovre avanti e indietro in maniera molto rapida. Chi deve utilizzare questa? Chi può utilizzare questa? Chi ha situazioni estreme. Questa macchina è dotata di una struttura con dei muscoli. Significa che di fronte a delle situazioni estreme, ho un campo pieno di rovi, c'è anche qualche rametto, ci sono delle pietre, questa è in grado di sopportare molto meglio i colpi rispetto a una macchina normale. 21 cavalli reali al punto di sforzo, ha una lama, un portalama centrale alla quale sono applicate due lame, diciamo mobili, flottanti, quindi nel caso in cui possa prendere qualche colpa posso assorbire il colpo e quindi non essere danneggiata. Ha ruote tractor, quindi ha un'ottima motricità e soprattutto il baricentro è basso, significa che posso andare anche su delle pendenze con diciamo una certa sicurezza. Per chi ha particolari necessità di pendenza esiste anche la versione a 4 ruote motrici. Se avete bisogno di un trattorino semplice, compatto, che possa passare anche in posti stretti ma molto robusto, tenete presente il Mulcher 92 Pro 2VD. Se desiderate vedere la macchina venite a trovarmi e qui troverete sempre un esemplare. Ciao a tutti!